Niendo. Pausa caffè. E benvenuti al nostro spazio jolly di palinsesto, oggi dedicato al viaggio di Matteo Salvini nelle terre di Emilia Romagna. Sentiamo subito quindi le sue parole. Ragazzi, allora, se siete d'accordo, potete far entrare qualche telecamera, sono assolutamente a disposizione. Vi ringrazio anche perché Modena è la città della mia nonna e sarebbe orgogliosa la mia nonna di vedere questa piazza qua. Penso che avrebbe tirato le orecchie al nipote per un po' di cose che ha fatto o non ha fatto, da buona Maletti, però penso che sarebbe felice che dopo 70 anni ci sia la possibilità di cambiare. Poi scegliete voi il 26 maggio, non è che scelga io, però l'ho visto prima in una piazza strapiena a Reggio Emilia, più scrivono sui muri Salvini muori, Salvini infame, Salvini a testa in giù, io vado avanti dritto con un per dare orgoglio, onore, libertà e sicurezza a questo splendido paese e a questa splendida città. Poi tocca a lui, fate un applauso a chi ci mette la faccia, la voglia, l'onestà e il coraggio per fare il sindaco, ai candidati consiglieri, ai candidati assessori, a tutta la squadra del centrodestra modenese, perché qua mi dicevano che fino a qualche tempo fa bisognava parlare in silenzio, bisognava agire in silenzio perché sai, se non dici che voti a sinistra, se non dici che fai questo, che fai quello, è difficile che tu possa lavorare col comune, con la provincia, con la regione. Io voglio un sindaco e un comune di Modena che faccia lavorare chi merita di lavorare, non gli amici e gli amici dei compagni, dei cugini, dei nipoti, dei fratelli, delle amanti. A Modena lavora chi merita. Mi chiedevo al giornalista se sono preoccupato perché c'è qualche cooperativa, magari qualche cooperativa rossa, che siccome ho tagliato i contributi per ogni immigrato ospite da 35 euro a 20 euro, e allora magari non li accolgono più. E io ho detto, ma come? Non li accoglievano mica perché sono generosi, solidali, accoglienti. E se uno è generoso e solidale li accoglie anche se guadagna 15 euro in meno, a meno che l'immigrazione clandestina non fosse un grande affare per i signori delle cooperative rosse, non solo a Modena ma in tutta Italia. Fatemi dire che sono contento perché grazie alla riduzione degli sbarchi, meno 92% di sbarchi quest'anno rispetto all'anno scorso, abbiamo trovato i soldi per assumere quest'anno 8.000 tra poliziotti, carabinieri e vigili del fuoco. 8.000. Questo lo dico anche al sindaco di Modena che è preoccupato per la sicurezza della sua città. Come ministro dell'interno accendo telecamere, assunto poliziotti e assumo pompieri. E poi è chiaro che io preferisco, e questa sarà la scelta, se scegliete un sindaco di centrodestra e un sindaco della Lega a Modena, ci sarà qualche differenza, una su tutte per le case popolari, contributi comunali, bonus bebè, bonus affitto. Prima vengono gli italiani, prima vengono i modenesi e poi viene il resto del mondo. Dove governa la Lega funziona così, altro che tanti rom richiedenti asilo. Tanti saluti ai rom e richiedenti asilo. Detto questo, ovviamente, chi scappa da... Non mi si sente... Non ci sono più i compagni di una volta. Hanno perso la voce, hanno fatto tardi al centro sociale ieri sera. Ragazzi, anche voi dico meno carne e più uovo sbattuto, che state meglio. Meno carne e più uovo sbattuto della donna, che si sta meglio.
a 2 tornei anche, va, che mai non fa. A proposito, sono orgoglioso di aver finanziato anche per il prossimo anno l'operazione Scuole Sicure fuori da 100 scuole italiane per andare a beccare gli spacciatori di droga o di morte e metterli in galera dal primo all'ultimo. Sono orgoglioso che tra pochi giorni sarà legge dello Stato, dopo anni di chiacchiere, il sacrosanto diritto alla legittima difesa per chi viene aggredito in casa sua, nel suo bar, nel suo negozio, nel suo locale, nella sua azienda agricola. Entri in casa mia, armato e mascherato, se ti fai male all'unghia del dito migliore è un problema tuo, amico mio. Nella prossima vita non fai il rapinatore ed eviti qualsiasi tipo di problema. Però vi rendete conto dell'assurdità di trovarci migliaia un venerdì pomeriggio in piazza Modena a dire bravo a uno che dice che il rapinatore, se rapina, non va risarcito ma va messo in galera? È una roba normale, non è una roba... Vabbè. Entro maggio e come Lega stiamo facendo di tutto perché il Senato approvi un'altra legge normale, dopo anni di chiacchiere, che permetta di mettere telecamere in sorveglianza negli asili nido, nelle scuole materne e nelle case di riposo, per proteggere bimbi, anziani e disabili da gente che ha sbagliato a far mestiere, evidentemente. Attenzione, però mi scrivono tanti insegnanti che hanno ragione che le telecamere servirebbero anche nelle scuole dove hanno i ragazzi più grandi per proteggere gli insegnanti da qualche ragazzo un po' fuori di testa, da qualche genitore un po' fuori di testa. Però su questo proprio ieri la Camera ha approvato il fatto che torna a materia di studio obbligatoria da settembre l'educazione civica nelle scuole italiane. Così i compagni nel fondo magari vanno a scuola di rispetto e di educazione. Si sa mai. Magari non basta. E visto che a Milano settimana prossima sfila uno degli orgogli di questo paese, c'è la Giornata Nazionale degli Alpini, magari anche 6 mesi in servizio militare degli Alpini non farebbe male a qualcuno per imparare come si sta al mondo. Una cosa per volta. Sul lavoro, sulle tasse, sulle pensioni, anche qua sono contento perché abbiamo cominciato, non abbiamo finito. I miracoli li faceva Matteo Renzi, noi non siamo bravi come Matteo Renzi. Ho visto che c'era in giro un ministro dei governi passati, oggi per Modena e per l'Emilia, Calenda. Ha detto, se hai tempo ci sfidiamo in piazza Modena. Io tempo da perdere con gli ex ministri non ne ho, preferisco parlare con i modenesi. Preferisco parlare di vita reale con la gente normale. Fare dibattiti, anzi, quasi quasi gli cedo il posto che aspettava me perché aveva invitato me. Io vado sempre dappertutto perché sono di bocca buona, non dico mai di no a nessuno. Perdonatemi se domenica sera mi sono permesso di dire no. Domenica sera non vado a parlare da Fabio Fazio. Domenica sera non vado da Fabio Fazio. Anche perché la Letizzetto ormai non fa ridere nessuno. E soprattutto perché pensare che in un momento di difficoltà economica come questa c'è qualcuno che per fare comizi prende 3 o 4 milioni di euro all'anno degli italiani mi fa girare le palle. Permettetelo. Ma non per i soldi che guadagna lui, che non guadagno io, non guadagnate voi, ma perché non è morale. Quindi gli ho detto, se ti dimezzi lo stipendio vengo da Modena a piedi, ospite da te. Secondo me non vado. Così a occhio, però comunque gli lascio i suoi milioni, gli lascio il suo portafoglio pieno e mi tengo la nostra voglia di fare e di lavorare. Legge Fornero, i compagni che gridano oggi dove erano mentre approvavano la legge Fornero, e io sono orgoglioso con quota 100 di aver cominciato a smontare quella schifezza della legge Fornero. Diritto alla pensione per tanti significa diritto al lavoro per tanti giovani. Se mandiamo in pensione dei 63 anni, 64 anni, 65 anni, si vogliono volare a Modena dei posti di lavoro per dei 20 anni. Così magari evitano di scappare a Londra, a Berlino, a Parigi, in Germania o dall'altra parte del mondo. Qua, diritto alla pensione e diritto al lavoro.
Avevamo promesso di occuparci di Equitalia, si è chiusa al 30 aprile la possibilità di chiedere la pace fiscale. 1.700.000 italiani saranno liberati dalla gabbia di Equitalia grazie alla pace fiscale, senza sanzioni, senza amore, senza interessi, torneranno a vivere, a sorridere, a guardare i loro figli e a pagare le tasse soprattutto. Sulle tasse siamo partiti dai piccolini, ci piacerebbe fare tutto per tutti, però per i miracoli non siamo attrezzati. E già quest'anno sono sicuro che già in questa piazza ci sia qualcuno, partita IVA, artigiano, commerciante, piccolo imprenditore, libero professionista, che pagherà solo il 15% di tasse quest'anno, non una lira di più, non una lira di meno. Mi piacerebbe offrirlo ancora a più persone, lavoratori dipendenti, famiglie, però vi ha segnato l'inizio di un percorso e mi piacerebbe che gli amici dei 5 Stelle ci dessero una mano a liberare gli italiani dalle tasse e dalla burocrazia, piuttosto che perdere tempo occupandosi di altro. Meno tasse, meno burocrazia, più sicurezza. Giustizia sì, c'è assolutamente bisogno di una profonda riforma della giustizia, dimezzare i tempi dei processi, una riforma della giustizia da fare con chi lavora nella giustizia, però secondo me con un principio che va sancito. Come per tutti gli altri lavoratori di questo mondo, anche il giudice, se sbaglia, paga. Come tutti gli altri lavoratori del mondo, come i medici, come gli architetti, come gli infermieri, gli autisti, i ministri, i sindaci o i panettieri. Chi sbaglia, paga. Poi io non commento, ma adesso è l'apertura dei principali siti, la sentenza di un giudice del tribunale. Cazzo, non mi si sente. Vabbè, fa niente, però. Giudice del tribunale di Bologna che ha detto: bisogna dare i documenti a tutti gli immigrati richiedenti asilo anche se non sono ancora stati riconosciuti come profughi. Mi permettete di dire rispettosamente che è una sentenza vergognosa e faremo ricorso, perché io i documenti li do a chi merita i documenti, gli altri tornano a casa dal primo all'ultimo. Se sei qua a Modena a far casino, a spacciare droga, via, non abbiamo bisogno di certa gente. E lo dico anche per rispetto dei tanti immigrati regolari che sono qua, mandano i figli a scuola, pagano le tasse. A me non interessa se uno ha la pelle bianca, gialla, nera, rossa o verde. Ci sono persone per bene e persone per male. Italiani per bene, italiani per male, immigrati per bene, immigrati per male. E quindi le porte di Modena e dell'Italia sono spalancate per donne e bambini che scappano dalla guerra. Però in giro per Modena, per Bologna, per Milano, io di donne e bambini in difficoltà e denutriti ne vedevo pochi, vedevo un sacco di ragazzi di 20 anni più robusti di me, col cappellino, il telefonino, le scarpe da tennis, con fare una mazza dalla mattina alla sera. E questi la guerra ce la portavano a Modena, non è che scappavano loro dalla guerra. Tutto questo mi è costato non so quante denunce. Ho visto che anche settimana scorsa a Modena c'era qualche buon tempone, sparate a Salvini, Salvini infame, poi dopo vado a Ferrara, anche lì sparate a Salvini, e poi i violenti siamo noi e i democratici sono loro. È curioso. Ma più mi minacciano, più vado avanti sereno. Probabilmente avrò un processo a giugno sui magistrati, a rischio un altro processo perché il Tribunale dei Ministri di Catania sta valutando se, avendo io bloccato lo sbarco da un balcone per 5 giorni, ho compiuto il reato di sequestro aggravato di persona fino a 15 anni di carcere. Vi dico che per me più che un reato è una medaglia aver difeso i confini e la sicurezza del mio paese. E quindi indagassero quanto voglio, processassero quanto vogliono. Se voi siete con me, io vado avanti, e in Italia non si arriva senza permesso. E in Italia senza permesso non si arriva. Però sindaco, prima di andare via, vai da quei 50 là, gli chiedi nome, cognome, codice fiscale
e il numero del conto corrente, perché se vogliono mantenersi 10 clandestini a testa glieli mandiamo a casa loro. Avete vinto 10 clandestini da mantenere voi però, non è che pagano i modenesi, pagate voi. Cari compagni, caro compagno, tu lavora che io mangio, è finita. Faremo un museo a Modena dopo il 26 maggio per la tutela del panda e del comunista, perché sono esseri simpatici sia l'uno che l'altro e a me fanno simpatia. Per me scherzare, perché uno arriva il venerdì abbastanza stanco ma felice. Ieri sono stato in giornata andata di ricorrere in Ungheria a incontrare un presidente del Consiglio che anche lì, sfidando l'Europa, i banchieri, Soros, la burocrazia, difende il suo popolo, difende i suoi confini. E pensate come funziona la tassazione in Ungheria, e su questo vorrei che si litigasse del caso in Parlamento, in Consiglio dei Ministri, non sulle menate o sulla filosofia. In Ungheria le imprese e le società pagano il 9% di tasse, che diventa il 4,5% se investono in ricerca o sviluppo, mentre persone fisiche e famiglie pagano il 15% di tasse. Esattamente quello che la Lega sta lavorando perché sia in Italia. L'unico modo per combattere l'evasione fiscale è abbassare le tasse per far pagare tutti quelli che possono pagare. È l'unico modo per permettere alle aziende di lavorare. E allora sì, se continui a evadere le tasse anche se sono il 15%, ti sbatto in galera e butto via la chiave, ma fino a che lo Stato ti chiede se fai impresa il 50, il 60, il 70% del frutto del tuo lavoro. A rubare non è il cittadino, a rubare è lo Stato in tanti casi, che con alcuni suoi organismi, lo dico da ministro, a volte mi sembra che agisca da ricattatore, perché quando ti arriva l'accertamento in un paese normale è lo Stato che deve dimostrare che tu sei colpevole, non è il cittadino che deve perdere giornate e giornate per dimostrare che lui è innocente. In un paese normale dovrebbe funzionare così. L'onere della prova sta all'accusatore, non all'accusato. Però piano piano voglio che lo Stato pesi sempre di meno, quindi cancellare un altro strumento di tortura fiscale che non ha più senso come gli studi di settore, perché non è possibile che sia lo Stato a decidere quanto qualcuno deve fatturare quest'anno e fa niente se si rompe una gamba, fa niente se c'è la crisi. E abbiamo di roba da fare, per questo che io questo governo lo porto avanti, costi quello che costi, perché la mia parola vale più di tutti i sondaggi, più di tutti gli insulti, più di tutte le minacce. Mi tappo le orecchie, faccio yoga, tiro dritto, perché gli italiani non hanno voglia di perdere tempo, ma hanno voglia di lavoro, tasse, burocrazia, scuola, riforme. E penso che in questi 9 mesi abbiamo dimostrato di che pasta siamo fatti, ripeto, facendo anche degli errori. Solo chi non fa non sbaglia, chi fa può essere che sbagli. L'importante è sbagliare in buona fede, rialzarsi, non aver mai paura, non aver paura scegliendo il cambiamento a Modena. Io vi chiedo anche non aver paura scegliendo il cambiamento in Europa, perché o l'Europa la salviamo il 26 maggio o l'Europa muore e diventa un califfato islamico fondato sulla precarietà e sulla povertà. Precarietà e povertà. Devi chiedere permesso a qualcuno se vuoi mangiarti il pane e salame. Mia figlia che ha 6 anni fa i cuori più intelligenti. Mi aspettavo di più da voi, ragazzi. Non ci sono più i centri sociali di una volta. Però sindaco, se sono abusivi me li sgomberi dal primo all'ultimo, perché non abbiamo bisogno né di campi rom, né di centri sociali, né di centri per gli immigrati clandestini. Abbiamo bisogno di gente che lavora, non di gente che fa casino a Modena e in Italia. Quindi in bocca al lupo, perché una piazza così me la porto dietro. Pertanto domani sarò in lungo e in largo in Toscana, dicevano le terre rosse. Il giornalista stamattina mi fa:
passi il venerdì in Emilia, poi in Romagna e il sabato in Toscana, ma sono regioni rosse da sempre. E io sto dicendo, mi basta guardare queste piazze, sempre meno rosse, sempre meno rosse. Poi toccherà a voi, Fate un applauso a questa squadra che ci mette la faccia di uomini e donne. Grazie di cuore. Se qualcuno sbaglia prima vengo a prendere. E il bello, permettetemi di dire, è che la Lega è speranza di cambiamento per tanti, non più solo in Lombardia o in Veneto, in Piemonte o in Friuli, dove siamo al governo e siamo presenti da tanti anni, sicuramente in Emilia, anche perché il prossimo che deve preparare gli scatoloni e cambiare posto di lavoro è il governatore dell'Emilia Romagna, perché in Emilia Romagna anche lì arrivano la Lega e il centrodestra e anche lì si fa un po' di pulizia e si aprono un po' di porte e di finestre. In Europa vi chiedo, fra tante cose, vi chiedo di mandarci per una battaglia, poi ce ne sono tante sulle banche, sul commercio, sull'industria, sulla sicurezza, sull'immigrazione, sul terrorismo. Una battaglia voglio andare a combattere in Europa che nessun governo degli ultimi decenni è andato a combattere a testa alta, tranne forse in un caso e con un ministro, perché in Europa che decidono su questo settore è uno dei settori di cui si parla meno in televisione, ma è un settore che riguarda tutti noi, perché almeno 2 o 3 volte al giorno entra in casa di ciascuno di noi, è il nostro passato, ma è il nostro presente e il nostro futuro. Vi chiedo di mandare la Lega come primo partito in Europa per difendere l'agricoltura italiana e l'agricoltura emiliana, per difendere il nostro territorio, la nostra terra, il nostro latte, il nostro grano, la nostra frutta, la nostra verdura e il nostro mare. E vi chiedo anche di fare politica quando fate la spesa, mangiate italiano e bevete italiano. Vi chiedo di fare questa scelta, per aiutare i nostri agricoltori e perché i nostri prodotti sono molto meglio delle schifezze che arrivano dall'altra parte del mondo trattate con pesticidi, fertilizzanti, ormoni che qua sono fuori legge da tempo. Questa è una battaglia che voglio fare e vi dicevo, per me è stata un'emozione, lo dico non da ministro ma da uomo della Lega, da militante della Lega, da segretario della Lega, aver dato la possibilità di scegliere il buon governo della Lega non solo ai modenesi, ai milanesi, ai veronesi o ai numaresi, ma che grazie al lavoro, grazie ai fatti, grazie alla concretezza, negli scorsi mesi la Lega è diventato primo partito in Abruzzo, abbiamo vinto in Sardegna, abbiamo vinto in Basilicata, siamo al ballottaggio con candidati sindaci della Lega a Gela e a Mazzara del Vario, nella profonda Sicilia, unire il nord e il sud che lavorano. Questa per me è una delle emozioni più belle. Viva Modena, viva la Lega, in bocca al lupo sindaco. E da qui al 26 maggio non dovete conoscere giorno e notte, perché il cambiamento o c'è il 26 o non passa più. Grazie a tutti, grazie di cuore, grazie di cuore. Hasta la vittoria, sempre. Avete ascoltato Pausa Caffè. Per la tua pubblicità